Buongiorno a tutti, bentornati, siamo pronti per la seconda manche della gara di Coppa del Mondo di Sciderba da Cortina d'Ampezzo. Come potete vedere la valle è completamente illuminata di un bellissimo blu e di un bellissimo azzurro. Le riprese che vedete sono proprio della zona centrale e la valle e la montagna di Faloria alla vostra destra, e queste invece sono le immagini della partenza e dietro la Tofana con la zona le piste delle gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino e soprattutto le parti principali delle gare dove si svolgeranno nel 2021 i mondiali di sci alpino. Valle del Cadore, in fondo vediamo San Vito, Borca, a destra, a sinistra l'Antelao, monte fantastico, bellissimo, e tutti pronti per incominciare questa seconda manche della prima gara valida per il campionato di Coppa del Mondo di Sciderba di Cortina. Alle 11 di questa mattina abbiamo fatto la prima gara, c'è stata un buonissimo risultato. Nella seconda manche ci sono invertite le atlete, sono partite in 14, ne sono arrivate 12. Nella seconda, mentre per quanto riguarda gli uomini, l'inversione è totale anche negli uomini, quindi gli ultimi che scenderanno sono i primi della gara di questa mattina. Cosa dobbiamo dire? Niente, è una bellissima nuova esperienza. Lo Sciderba arriva a Cortina per la prima volta in assoluto, è la prima volta che si organizza una gara e è la prima volta che si organizza una gara di Coppa del Mondo. Probabilmente la Federazione Internazionale ritiene la Conca Ampezzana come uno dei posti che garantisce al meglio l'organizzazione di questi eventi, e quindi lo Sci Club Cortina, in collaborazione con il Centro Federale di Tambre, ha deciso e sta portando avanti la gara di Coppa. Gli atleti che partecipano oggi sono 12, per la seconda manche sono 12 donne e 28 uomini. In questa cosa possiamo dire? Venite a Cortina, venite a visitarla, perché sapete che con la prossima stagione invernale l'evento più importante sarà a fine marzo, le finali di Coppa del Mondo di sci alpino, quindi i migliori atleti che si giocheranno la vittoria della Coppa di specialità correranno sulle piste che appunto nel 2021 verranno usate per le gare dei mondiali di sci alpino. Sicuramente lo sapete, Cortina si è candidata assieme a Milano per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, e con grande soddisfazione dell'amministrazione pubblica e di chi ha deciso di candidarsi, l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 sono state date proprio a Milano e a Cortina, dove a Cortina si svolgeranno le gare di sci alpino femminile, le gare di bob, di skeleton e di slittino sulla pista che verrà ristrutturata in memoria di Eugenio Monti, e le gare di curling. Le altre gare invece, una parte delle altre gare verranno fatte a Milano, nella sede milanese, e quindi Cortina ormai è diventato il punto principale per l'attività sportiva totale. Ecco che incominciamo la diretta vera e propria. Vedete che è cambiato completamente il tracciato, una tripla che dà la sensazione di difficoltà che dovranno portare avanti questa volta gli atleti. Stiamo vedendo il primo apripista
da una pista molto facile, molto semplice per quanto riguardava la prima manche, a una prima visione sembra che sia decisamente più difficile. Sono Igor Ghedina, il presidente dello Sci Club Cortina, responsabile dell'organizzazione di questo evento. Tra pochissimo partirà il primo atleta, la prima atleta che sarà a cimentarsi nella seconda manche è l'italiana Milesi Chiara e tra non molto vediamo un po' quello che succede. Ok, tutto è pronto per incominciare, questa volta sono da solo a commentare questa manifestazione, quindi una buona visione. Grazie. Ecco Chiara Milesi che è partita. No, è ancora, questa volta vediamo un po', è ancora un secondo apripista. Ah, niente, è stato inserito un nuovo apripista che non c'era nella prima manche. È un bel tracciato filante con una bella tripla, una doppia, quindi una serie di difficoltà maggiori rispetto a quello che era la prima manche. Rispetto all'attività invernale, come potete vedere, lisciatori non ce ne sono, ma ci sono i rastrellatori, quelli che devono togliere quel po' di erba che viene maciullata durante la partenza e la discesa di ogni atleta. Sono le 13 e un minuto e tutto pronto per incominciare a partire. Noi ringraziamo tutti gli sponsor che hanno dato una mano, sono gli sponsor principali dello Sci Club Cortina, oltre all'amministrazione del Comune di Cortina e la Fondazione 2021. Ecco che parte Chiara Milesi. Come potete vedere la tecnica è completamente diversa rispetto a quella degli sci straight sci alpino, bisogna inclinarsi e tenere sempre in maniera parallela gli sci, i cingoli, perché ormai non sono degli sci ma sono dei cingoli. Abbiamo visto che tra la prima e la seconda manche ogni atleta al termine ha dovuto fermarsi e lavarsi con molta precisione gli sci, tutti i cingoli vengono rilavati in maniera che possano correre il meglio possibile e ecco che la Chiara Milesi sta arrivando forse con qualche difficoltà. Siamo pronti per la seconda, Dravsloka Vanessa, Svezia. Non vedo i tempi, quindi è un po' difficile. Ecco la Vanessa. Il tempo che vedete è già la somma dei due tempi, per cui il primo tempo più quello che sta facendo adesso. Ottima l'inclinazione. Bene, bene anche qui. Eccola che arriva e che chiude con 1, 23 e 31 e per il momento è prima. Numero 3, la terza a partire è Milesi Federica, 2002, una giovane del 2002, anche lei sta impostando in questa tripla che è molto ben fatta, abbastanza vicina per quanto riguarda il movimento. Bene, ecco la doppia, andiamo avanti, bene ancora qui, ultima parte finale della gara e ci rimane perfettamente in linea e arriva con il tempo di 1:23 e 06, primo tempo. La quarta a partire è il numero 8, Kruckler Daniela, Austria.
La Daniela anche lei è pronta, sta seguendo tutto il tracciato, molto bene sempre la tripla, che non crea nessun problema se non quello di stare il più vicino possibile ai pali. Continuiamo a seguire la Krugler. Eccola perché sta per chiudere con il tempo di 1:19:53. Bene, sempre migliore tempo. E adesso Innerhofer Ingrid, Austria, 1963. Una veterana del circo sicuramente. Bene, bene anche lei. Ecco che sta scendendo. La parte finale tecnicamente riesce a farla anche lei benissimo e chiude con il tempo di 1:19:18, sempre miglior tempo. Vedo che tutte stanno rispettando i propri impegni. La sesta a partire, la numero 9, Ferighetto Monica, Italia. Ferighetto Monica, scusate. Perfetta anche lei nella tripla. Si vede che la posizione è differente rispetto alle altre, è un po' contenuta. Abbiamo perso l'immagine, eccola che è tornata, sta finendo nella parte finale, stiamo arrivando e chiude con il tempo di 1:18:78, sempre prima. Ok, andiamo avanti, settima a partire, la numero 5, Frikova Nicola, Svezia. Nicola. Un attimo è andato via l'immagine, però siamo di nuovo in diretta, quindi andiamo a vedere la parte finale del tracciato. Il tracciato è stato tracciato appunto dal responsabile della Cecchia, il signor Max, e arriva anche la Frikova prima con 1:17:16. Ottava a partire, il numero 7, Manzoni Antonella. Pronta. Qui c'è già un grosso divario, ci sono quasi 5 secondi dalla prima partita nella prima manche e si vede che la tecnica è un po' più sofisticata, l'avvicinamento, guardate che bella tripla che hanno fatto, molto bene, quindi andiamo avanti anche qui. Voi non immaginate, non sentite il rumore di cingoli che c'è in questo momento, però è una cosa veramente impressionante, sembra proprio un trattore. Sempre in testa con 1:17:06. Nona a partire, Vesela Alena, Cecchia. La Vesela è un 2002, quindi è sicuramente una forte. Avete visto la tecnica di partenza, un salto per alleggerire i cingoli, vedete che già un po' di fumo sull'erba c'è alle prime porte. Ai 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 ai, ha inforcato, purtroppo ha inforcato e quindi niente da fare. Però mi sembra che se la stia cavando più che bene. Peccato. Allora, pronta la decima a partire, quindi la terza della prima manche, la numero 3, Mazzoncini Margherita, Italia.
Ricordiamo che la pista è quella di Socrepes, dove durante l'estate si può accedere tranquillamente per scendere anche con le biciclette proprie o con le biciclette del noleggio, qui dove c'è la gestione delle proprietà degli impianti di Ista. E ecco che è partita la Mazzoncini Margherita. Era la terza della prima manche, molto bene. Guarda, bellissima questa immagine, si vede proprio come devono piegare gli sci, i cingoli, perché non sono degli sci ma sono dei cingoli, per poter mantenersi in linea con il tracciato. Piano piano sta arrivando, anzi con una bella velocità sta arrivando in arrivo e chiude con 1:16:15. Benissimo, prima. Seconda della prima manche, Ketenerova Adela, Cechia, Repubblica Ceca. Era la seconda della prima manche, con uno distacco di quasi un secondo dalla nostra Mazzoncini Margherita. Bene anche questo passaggio, perfetta. Sembra facilissimo poterlo fare, ma vi garantisco che vederlo fare è una cosa completamente differente. Molto molto bene, ecco la Cechia Adela che chiude al miglior tempo in assoluto con 1:13:91. E adesso parte la prima della prima manche, la numero 2, la Gerlach Jacqueline, Austria, 1991, aveva 22 centesimi di vantaggio sulla Cechia. Ecco la tecnica, guardate con che perfezione, alza il bastone, colpisce il palo, è un ottimo risultato. Abbiamo ripreso, eccola che sta scendendo e sta arrivando fino in fondo. Mi sembra che il tempo sia il migliore in assoluto con 1:13:46. La Gerlach si conferma vincitrice di entrambe le manche, quindi Gerlach, Ketenova e Manzoni, Austria, Cechia e Italia. Molto molto bene. Andiamo avanti senza interruzioni di nessun genere, visto che la pista non c'è sicuramente il bisogno di ritracciarla e soprattutto di rastrellarla, perché tecnicamente è a posto. Piano piano scendono 65. Eccoli qui che stanno rastrellando per togliere al meglio il... Scusatemi, siccome il caldo incomincia a essere forte anche qui, le cuffie mi stringono un attimino. Ecco, dopo aver fatto il rastrellamento della pista siamo pronti a partire con la seconda manche maschile con il numero 55 Niedu Davide, Italia. Anche se eccolo qua, siamo pronti, il suo tempo era 50:03, una grossa differenza tra e siamo pronti a ripartire. Ecco, è partito Niedu Davide, Italia 2001. Bene. La tecnica è buona,
ma non riesce forse a spingere sul cingolo in maniera importante, per cui però sta facendo un ottimo risultato e chiude con 1,30 e 60 al primo posto. Secondo a partire il numero 53, Ivanek Pavel, Cechia. Repubblica Ceca, un 2003, è il più giovane degli atleti in gara oggi. Sì, e quindi vediamo un attimino queste nuove leve, qual è la tecnica. È un po' più lontano dalla tripla, però ci va con una spinta buona. Ecco che sta scendendo la parte centrale della pista, le curve ad angolo le tiene benissimo e sta per arrivare nelle ultime 4 porte. E chiude con 1,19,57, sempre primo. Terzo a partire il numero 43, Libardoni Nicolò. Eccolo che scende. Intanto qui ci sono turisti che salgono a piedi per salire sulla Tofana e qualcuno che scende in bicicletta per poter provare la brezza della ripidità e del terreno estivo. Bene Niccolò nella zona centrale, anche lui buona la tecnica, i pali abbastanza vicini alle gambe, quindi chiude con 1,18,55. Quarto a partire il numero 50, Martinelli Alessandro, sempre Italia. Ecco Martinelli che segue la sua ultima prova. È sicuramente più aggressivo nella zona centrale, nella tripla. Eccolo che va bene. Ormai siamo in procinto dell'arrivo e chiude con il tempo di 1,16,45. Molto bene, sempre primo, quindi ti stanno rispettando i tempi. Quinto a partire Jarusek Tomas, Repubblica Ceca. Anche lui 54, anche lui è un 2003. La Cechia è decisamente una delle squadre che sta portando più giovani a questo sport. Bene anche questo movimento, tecnicamente mi sembra molto ben fatta. Vediamo se il tempo conclusivo rispetta, anche nel suo caso rispetta la prima manche con 1,16,32. 48 in pista, Blenait Alberto, Italia. Bleinat Alberto, 1997, è appena passato la tripla e ogni tanto scappa un po' lo sci esterno. Bene anche qui. Eccolo che lo vediamo arrivare in fondo con 1,16,22, ancora nuovamente sempre rispettiamo i risultati della prima. Il numero 45, settimo a partire, Scanel Vito. Svizzero. Bene, 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 vediamo che sulla tripla ha una bella impostazione. Medio 57-80, ok, molto
sta per arrivare anche lui con bella velocità e chiude con 1.14,53. Incominciamo già a scendere di livello, qui sarà veramente interessante capire dove si arriverà. Eccolo, Combi Marco, l'ottavo, quindi era il 20. Ecco Combi che prende di nuovo la tripla. Tripla questa volta è impegnativa, però non so, ho visto uno scarto, non so cosa sia, vediamo poi quello che succede. Ecco un'altra sgambattina e comunque riesce a concludere con 1.12,76, anche qui un bellissimo tempo. Numero 41, Rottigini Fabrizio. Si fa piccolo per poter passare attraverso i pali della tripla. Bene, ecco quello che sta per arrivare. Ecco Fabrizio che chiude in 1.12,42. 12,42 lo pone sempre al primo posto, per cui tutti stanno rispettando i propri tempi. Il decimo a partire, il numero 52, Krugler Michael, Austria. Krugler è un 1988, vedete che già la tecnica di spinta aumenta, è sulle code dei rulli. Bene anche le porte più angolate prima delle ultime porte per la chiusura della gara, che chiude in 1.11,47. Anche questo è il miglior risultato. Continuiamo al numero 10, no, numero 30, che è undicesimo, Makat Vakal, Repubblica Ceca. Vaclav è un 1999. Bene, belle inclinazioni, il peso è centralissimo per poter stare proprio addirittura passo spinta, e scendiamo a 1.10,31. Bene, continuiamo con il numero 37, Schiavetti Nicolò, 2001 italiano, che affronta perfettamente la tripla e che sta scendendo con sicurezza per dare la possibilità ai suoi sci di correre il più possibile. Belle anche queste inclinazioni, e siamo in procinto dell'arrivo con 1.10,23, sempre i migliori. Ognuno che scende sta facendo i propri risultati, i migliori risultati. Numero 35, tredicesimo a partire, Buio Daniele, un 2000. Aveva fatto un tempo di 35,56 nella prima manche, e quindi stiamo vedendo cosa sta facendo. Benissimo anche questa è tecnica. La centralità in questi sci è preponderante, basta scendere un po' dietro e dietro ci si perde. Vedete, De Buio è il primo degli atleti che non riesce a scalzare il Nicolò. Bene, numero 14, il 14esimo, il numero 39, Schoelg Roland, Austria. Un 2000.
Bene, bene, bene. Roland va ancora in maniera perfetta. Eccolo a chiudere con 1,9 e 86, diventa primo in entrambi le manche. Bene, 15esimo a partire, quindi a metà della gara, il numero 43 Nord Edvard, Svezia, che la prima manche era 15esimo con 35,23. Uscito dalla tripla benissimo, spinge, la si vede spingere in maniera importante, ecco la doppia, anche questa fatta senza nessun problema, vedete che l'inclinazione è sicuramente più importante nella parte finale. Bene, eccolo che taglia il traguardo con 1,9 e 88, secondo dietro Schügler Roland, Austria. Parte il numero 42, era 16esimo, Koellegr Jonas, Germania. Atleti della Germania, 1997, 1:35,06 il suo tempo iniziale, da sommare. Vediamo che continua la sua progressione e chiude con il terzo tempo con 1,9 e 95. Il numero 33 Saviane Davide, Italia, era 17esimo dopo la prima manche. No, era 12esimo, scusate. Bella spinta, spinge proprio, si vede che il busto scende per dare la possibilità al rullo di aumentare la propria velocità. L'inclinazione parallela di due sci. Bene, bene anche questo. E chiude con il miglior tempo 1:08 e 75. Bene per Saviane. E continuiamo con il numero 36 Maku Filip, Repubblica Ceca. Anche questa bellissima partenza, una bella spinta, un 2000, un giovane che sicuramente si farà vedere nel futuro. Vediamo un po', vediamo che si stringe sempre di più per poter passare indenne quella tripla, ma lo fa con una bellissima tecnica. Bene. Ed ecco che sta per chiudere con il miglior tempo minimo 1:08 e 66. Numero 30, andiamo avanti, il numero 38 Masar Adam, Svezia. Era nono dopo la prima manche, quindi ormai siamo in procinto di vedere i più forti atleti che stanno scendendo. E vediamo che proprio riesce a far correre al meglio il cingolo e il risultato è 1:08 e 40, miglior tempo in questo momento. Ottavo dopo la prima manche, il numero 27 Sen Domenic, Svizzera. Ok. Tutti stanno passando perfettamente senza nessunissimo problema. Eccolo che sta per chiudere con il
miglior tempo 1:08,34. Bravo anche Dominic. Numero 28, Knapp Marcel, Germania. Era settimo. Ecco Knapp che sta per concludere. Che bel tuffo, 1:07,91. Knapp in questo momento è il migliore di quelli scesi fino adesso. Con il numero 31 Guerrini Pietro. Un attimo di sospensione, probabilmente c'è da ripristinare leggermente qualcosa sulla pista. Ecco le atlete che si godono un po' di sole bellissimo di questa fantastica valle. Ricordiamo che domani alla stessa ora, quindi alle 10 di mattina, ci sarà la prima manche e alle 13 ci sarà nuovamente la seconda. Ecco che è partito il numero 31, Guerrini Pietro. Era settimo dopo la prima manche. Pietro sta spingendo sulla tripla. Bene, anche qui. Quindi tutti stanno andando al meglio. Perfetto anche in questa parte centrale, leggermente inclinato, ma riesce a chiudere con il tempo di 1:07,36. 1:07,36 fa sì che lo porta comunque in testa. Numero 32, Zamboni Filippo. Ecco anche Filippo. Che spinge con le braccia, con il corpo per aumentare la velocità degli rulli. Intermedio 52-15, buon intermedio. Ha tutta l'idea di fissare ancora un... Ecco Filippo nella zona finale, chiude con il secondo tempo di 1:07,37. Quindi Guerrini Pietro è in questo momento in testa. Ecco è partito anche il numero 25 Bartak Martin, Repubblica Ceca. E è il leader del circuito in questo momento. Vedete che ha il pettorale diverso, colorato, rosso. E che sta chiudendo con 1:06,39. Bravissimo Bartak. Cominciamo proprio con Weppi Mirko, Svizzera. Era quarto dopo la prima manche con 33,28. Aveva poco più di 30 centesimi di vantaggio sul ceco Martin. Qui si vede proprio che stanno spingendo al massimo. Questi proprio sono gli atleti che vogliono dimostrare che lo sci d'erba è quasi la stessa velocità dello sci alpino. Andiamo avanti e chiudiamo con Weppi che chiude con un ottimo 1:05,97. Ormai siamo agli ultimi tre. Quindi terzo dopo la prima manche, Frau Edoardo,
Frau Edoardo è terzo e eccolo che sta spingendo in maniera notevole. Benissimo. 2:35, buonissimo il tempo. First intermediate time di Best Zwischenzeit. Edoardo Frau, signori, la storia odierna dello sci d'erba. Eccolo sull'arrivo con il tempo di 1:06:44. Terzo. Secondo della prima manche il numero 26, Angerer Hannes, Austria. Angerer era secondo a 4 centesimi dal nostro Edoardo. E sta proseguendo in maniera perfetta la sua prova. Ormai siamo agli sgoccioli e quindi i risultati ormai stanno per venire e vediamo che chiude. Angerer è arrivato secondo a questo punto. Mi sa che lo svizzero sta facendo un grandissimo risultato e parte per ultimo ma primo della prima manche il numero 22 Gritti Lorenzo Dante Marco, che aveva un tempo di 33,09. Vediamo un po' Lorenzo se ci regala un podio in cima al mondo. Direi che in questo momento è un ottimo posizionamento, sento delle forti e chiude con il miglior tempo 1:05:25. Complimenti a Gritti Lorenzo, che è il primo vincitore della tappa di Coppa del Mondo di sci d'erba a Cortina d'Ampezzo. Bene, noi ringraziamo chi ci ha seguito e diamo appuntamento domani alla stessa ora per ripetere questa manifestazione. A seguire, fra circa 20 minuti, mezz'ora, ci sarà la flower ceremony presso lo chalet Le Tofane e alle 15 la premiazione completa di tutti gli atleti. Chi vorrà venire a Cortina oggi e domani a vedere qualcosa di nuovo può tranquillamente venire a vederci. Grazie a tutti.